Enzo Risso, direttore di SVG. Il gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto vi ha commissionato una ricerca per fotografare la realtà economica del Veneto e come viene percepita dalle imprese e dai cittadini. Ecco, quali sono i dati più significativi che sono emersi dal vostro lavoro? Ma intanto c'è un dato che la situazione economica in Veneto è comunque si conferma che è una regione solida, che però ha sentito abbastanza pesantemente gli effetti della crisi, soprattutto su due aspetti. Uno che è quello occupazionale. Dalla ricerca emerge che c'è stata una crescita della disoccupazione, con un 25% in più di disoccupati rispetto a 2 o 3 anni fa, e soprattutto il fatto che c'è il 40% delle persone, delle famiglie che hanno paura di perdere un posto di lavoro. L'altra questione è quella della disoccupazione giovanile, dove siamo al 26% di giovani tra i 18 e i 34 anni che non sono occupati e che stentano a trovare occupazione. C'è più o meno un 50% di persone, di ragazzi, che sono da più di 6 mesi che cercano un lavoro. L'altra cosa interessante è che si parla tanto a livello nazionale di quei famosi giovani che né studiano né lavorano. Ecco, questo è un fenomeno che per esempio in Veneto è molto ridotto, perché solo il 4% dei giovani veneti, cioè appena 40.000, sono in questa situazione di non studiare né cercare un lavoro, e questo dà l'idea di una realtà che comunque è ancora dinamica, che vuole fare. Federico Caner, capogruppo della Lega Veneto nel Consiglio regionale del Veneto. Consigliere, che cosa ha spinto il vostro gruppo a commissionare a SVG questa fotografia della realtà economica del Veneto in tempi di crisi? Ma semplicemente perché vogliamo vedere esattamente qual è la situazione veneta per poter dare delle risposte concrete. Questi indicatori ci hanno dato delle indicazioni molto utili, per esempio il fatto che bisogna mettere in relazione i giovani col mondo del lavoro, perché tanti dei nostri giovani disoccupati non sanno dove andare per cercare lavoro, quindi significa che qui c'è una criticità. Allora faremo partire Officina Veneto, che sono dei tavoli di confronto con le categorie economiche per dare delle risposte concrete. Faremo delle leggi, delle norme condivise con le categorie per risolvere i problemi. Officina Veneta sono dei tavoli di confronto sul territorio.